E iniziamo scaldando i motori per il Bosco dei Sogni, dando il benvenuto alla nostra Federica. Ciao Federica, Ciao, come stai? Tutto bene? bene, grazie. Ti faccio i complimenti nel senso che mi faccio umile, sai, portavoce di tutte le persone che mi hanno scritto dicendomi ma che brava, ma che belle cose che dice, che scrive, che riporta. Quindi ecco, mi faccio portavoce, sai Federica? Grazie mille. Allora, ti lascio la parola, gentili ascoltatori. Questa è Federica Perucci. A lei l'intro e l'inizio del Bosco dei Sogni. A te. Grazie. Nessun cambio d'umore potrà provocare un cambio d'amore, perché c'è un amore che entra dentro e spalanca la porta del cuore senza bussare, ma non fa male, non provoca dolore e sofferenza. Ti cammina dolcemente dentro e ti abita. Non lascia vuoti né cerca di colmarli. Non ti riempie, ti arricchisce, ti accompagna. È un amore senza un fine, l'amore senza una fine. Non chiede, non vuole, non esige, non pretende, non trattiene, ti abbraccia, non stringe, ti accarezza dolcemente, non ti chiede nulla in cambio, si svincola dai sentimenti, non ha nulla a che fare con le infatuazioni, prescinde da vincoli e legami, non chiede scusa, non chiede permesso, non giustifica la sua presenza, non dà spiegazioni, non vuole essere spiegato, non è comprensibile per la mente, non ha una ragione, non vuole avere ragione, non discrimina, non separa, non è un accordo, non è un compromesso, non ha bisogno di promesse, eppure resta, senza che tu debba afferrarlo o fare qualcosa per farlo rimanere con te. Semplicemente è, ti sceglie e non lascia scelta. È un amore che non prescinde da nulla e che va oltre le decisioni, gli eventi, il tempo, lo spazio, le convinzioni, le convenzioni, le idee, i ruoli, le regole, le paure, le speranze, le aspettative. Oltre ciò che vorresti accadesse, oltre ciò che è accaduto o che non è mai accaduto. È un amore che dissolve ogni idea che hai sull'amore, che non ha nulla a che fare con il tipo di amore che hai sognato, perché non segue modelli, non ha canoni e non è la realizzazione di un desiderio. È accanto a te, ti prende per mano, è dentro di te, risplende nel cuore, è sopra di te, come una stella che ti illumina, è sotto di te, dà forza ai tuoi passi, è dono, grazia, benedizione, per chi lo dà e per chi lo sa ricevere. È come il sole, luce che non chiede nulla in cambio, eppure rende tutto più bello. È come il sole, luce che non chiede nulla in cambio, ma che rende tutto più bello. Voi rimanete in linea che partiamo con la sigla. Ciao Federica! Ciao. Ed eccoci in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Oggi parliamo di musica e siamo in collegamento con una musicista che suona uno strumento a dir poco evocativo, ossia l'arpa. Intanto conosciamola subito. Ciao Marianne. Ciao Max. Marianne Goubry, io la dico proprio in francese perché tu sei di origini francesi. Sì, esatto, sono del nord della Francia, quindi la zona che si chiama la Bretagna, è una zona di mare che si affaccia sulla Manica, dopo di noi c'è l'Inghilterra e abito a Bologna da 20 anni. Ok, introduciamo subito perché tu ti occupi di tantissime cose a livello musicale, artistico. Partiamo proprio dalla base, l'arpa. Come hai incontrato questo strumento che ho detto appunto evocativo perché ricorda qualcosa di antichissimo, di arcaico addirittura? E ho avuto un colpo di fulmine all'età di 5 anni. Ho visto una trasmissione in TV e c'era questa donna che suonava questo strumento enorme con un suono bellissimo e lì è stato proprio il colpo di fulmine. Quindi sono tornata a casa e ho detto voglio suonare l'arpa. E i miei hanno provato a sviarmi un po', hanno detto vabbè magari la chitarra, il pianoforte, una cosa più comune, più semplice, più economica. Io ho detto guarda che se non è l'arpa non mi interessa. Poi in realtà proprio nella città dove eravamo, la cittadina, non c'erano lezioni di arpa ed era abbastanza raro comunque nella zona dove ero e
quindi abbiamo dovuto aspettare di traslocare in una città appunto a Lannion sul mare, dove lì c'erano in conservatorio corsi di arpa celtica, che è uno strumento un po' più piccolo dell'arpa classica, un po' più abbordabile e anche più facile per un bambino iniziare, e quindi ho iniziato all'età di 10 anni. Tra l'altro, appunto, tu hai anche inciso, fatto delle incisioni. L'ultimissima opera è davvero splendida perché hai fatto un collegamento con, addirittura con il sommo poeta, con Dante Alighieri, con la vita nuova. Sì, e questa è stata un po' l'occasione del fermo che abbiamo tutti mondialmente vissuto l'anno scorso. Ho deciso appunto da francese di rileggere l'opera di Dante completa, perché noi a scuola non studiamo Dante, quindi ho detto quale migliore occasione che stare fermi in casa e leggere tutto, quindi non solo la Divina Commedia, appunto anche Vita Nova, il Convivio, le Vulgari Eloquenzia, e mi interessava molto non soltanto da un punto di vista storico, da un punto di vista medievale, diciamo di studio filologico, sia della letteratura che della musica del tempo di Dante, però mi interessava più la parte più filosofica, spirituale e anche di crescita interiore, crescita personale, che lui dimostra e a volte cela, no? Un po' nasconde, quindi ci sono tanti livelli di comprensione, ovviamente poi non sono sicuramente la più esperta a livello della letteratura per descriverlo, però mi sono lasciata raggiungere da questi testi e ne ho approfittato per comporre appunto una serie di brani per l'arpa elettrica con gli arrangiamenti di Roberto Passuti, soft elettronica, arrangiamenti anche con musiche più in stile etnico, moderno, comunque abbastanza contemporanea. E l'idea era proprio di dare un soffio nuovo alla lettura di Dante e quindi approfittare di questo momento per ripensare la nostra vita, ripensare cosa va e che vogliamo tenere per il futuro, cosa magari possiamo lasciare andare, no? Che possono essere o cose che non vanno, o semplicemente preoccupazioni, cattive abitudini, abitudini mentali, anche non per forza abitudini fisiche. Quindi il progetto si iscrive dentro questo movimento interiore per cercare la vita che vogliamo tutti noi. Certo, ed è un'opera importantissima, nel senso, questo richiamo che hai avuto già dal titolo Vita nuova, verso una vita nuova, in questo momento così strano, così di cambiamento nell'aria, hai sentito un trasbordo verso un qualcosa comunque di positivo, di rinascita, anche di risveglio, insomma, tutto quello che c'è dentro a questa crescita anche allegorica che in questa prima opera riconosciuta di Dante è tutto intriso, perché c'è addirittura in questa prima opera c'è il passaggio dal amore terreno, definiamolo così, all'amore che si fa da tramite tra l'uomo e Dio e viceversa. Quindi è un richiamo molto importante quello che hai avuto e che portate anche a teatro. Esatto, sì, è stato anche lì un'occasione, cioè è un progetto con più livelli, no? Siamo partiti dal disco, c'è stato un crowdfunding questo inverno che è andato molto bene, con partecipazione di tanti amici, conoscenze, fans sparsi per l'Europa, addirittura per il mondo, quindi è stato anche molto bello. E c'è stata la creazione di questo spettacolo, appunto, che portiamo avanti quest'estate con Ivano Marescotti tra Ravenna, l'Emilia Romagna, Pomposa, in luoghi meravigliosi, dove lui ovviamente recita dal vivo, legge alcuni passi importanti dei testi più significativi, quindi il Convivio, Vita Nova, anche ovviamente la Divina Commedia, e poi abbiamo anche un altro spettacolo in corso appunto al Porto di Classe in questo periodo. Ci fai sentire qualcosa, ci fai conoscere il tuo strumento? Certo, allora ho pensato di suonarvi proprio questo brano che si chiama Vita Nuova, appunto, come hai detto, hai descritto benissimo. È un brano appunto di ispirazione celtica, come melodia celtica medievale. Dante poi si è ispirato anche molto dalla letteratura francese medievale e quindi anche dai romanzi arturiani, dai romanzi dove c'è Tristano, per esempio Isotta, o anche Merlino che suonava l'arpa.
Questo è uno strumento che ti porta direttamente in altre dimensioni. Sì. L'arpa è uno strumento dalla storia antichissima, si parla probabilmente degli antichi Sumeri, antico Egitto, quindi 2-3 mila a.C., forse addirittura in India, 5-6 mila anni fa c'erano già delle forme di arpa o di lira. Lira è il termine che si usava nell'antica Grecia, e cetra è il termine che usavano i romani. Per cui più o meno tra arpa, lira eccetera esiste da sempre, da quando c'è l'arco, perché deriva dall'arco musicale con tante corde, ed è uno strumento che ha sempre avuto un richiamo simbolico, quindi più livelli anche lì di interpretazione, quindi non è soltanto uno strumento musicale che emette dei suoni, per quanto bellissimi e molto gradevoli, è uno strumento che rappresenta anche il cosmo, quindi secondo l'antica filosofia in Egitto, in Grecia, ogni nota, ogni corda, e all'epoca le corde erano 7, rappresentava un pianeta del nostro sistema solare. All'epoca appunto si pensava che fossero 7, oppure i 7 giorni della settimana, oppure i 7 chakra per chi conosce la tradizione indiana, per esempio. E quindi tantissimi dei e semidei, Orfeo per esempio, Apollo, Hermes, Ermide, suonano questo strumento, e spesso si viene raccontato come accordando le corde, quindi aggiustando l'intonazione di ogni corda, loro in realtà stanno accordando l'universo, cioè mettendo d'accordo le varie parti dell'universo, oppure addirittura stanno mettendo d'accordo gli uomini tra di loro, gli esseri umani, oppure stanno mettendo d'accordo le varie parti dell'essere umano, quindi la parte del fisico, con la parte delle emozioni, con la parte dell'intelletto, per esempio. Quindi c'è sempre questa idea di riarmonizzare. Lo strumento ha proprio questa valenza nell'inconscio collettivo, e ripeto, sia nella tradizione antica greca romana, la tradizione medievale, appunto abbiamo parlato di Dante prima, e lui cita tantissimo lo strumento, e ovviamente nella tradizione celtica c'erano i bardi, che erano indovini, saggi, astrologhi, e che quindi trasmettevano in suoni quello che percepivano a livello sottile. È uno strumento già di per sé completo, perché ha la possibilità di fare sia da una parte di accompagnamento, ma anche una parte di solista, di virtuosismo, insomma. Poi però c'è appunto tutto questo insieme che lo rende unico. Mentre ne parlavi mi hai fatto venire in mente un po' le piramidi, perché sono eterne, è come se ci fossero da sempre, sono antichissime, difficili da datare persino, e l'arpa ha un po' questo senso qui, anche con tutta la filosofia di armonizzazione che ci va dietro. Mi piace molto questo aspetto di interagire con i pianeti, cioè con il macro, interagire con le parti nostre più sottili, anche i chakra, quindi il micro. È un qualcosa di complesso comunque a cui avvicinarsi. La cosa interessante è che è sempre stato abbinato come uno strumento femminile. Sì, e non solo in realtà, questa è forse una parte più recente della nostra storia. Probabilmente stiamo parlando del Settecento in Occidente, quando appunto le donne nobili, Maria Antonietta soprattutto, la regina di Francia, suonavano l'arpa, mentre gli uomini suonavano il pianoforte. Ma in realtà nella storia dell'umanità prima praticamente tutti gli artisti erano maschi, ma poi forse tutta la storia dell'umanità fino adesso almeno è stata al maschile, questo lo sappiamo bene, quindi Merlino o Taliesin come bardi nell'ambito celtico. Poi c'erano ovviamente anche lì alcune figure femminili come le sirene o le muse, però sono più allegorie dal punto di vista della storia. In realtà Orfeo, per esempio, abbiamo citato prima, sono essenzialmente uomini, quindi c'è un po' questa doppia valenza. È vero che è uno strumento comunque molto dolce, non c'è bisogno appunto di soffiare tantissimo come, non so, un trombone, oppure di percuotere come una batteria tantissima, quindi non c'è bisogno di così tanta forza. Anche se anche oggi, soprattutto per l'arpa classica, chi deve portare lo strumento, ovviamente se si è più forti fai meno fatica, e anche per suonarlo appunto
penso all'arpa classica che ha circa 1 tonnellata di pressione su la cassa armonica, tutte le corde sono tantissime Caspita. corde, ogni corda sono circa 50 kg di tensione, quindi alla fine per produrre un bel suono devi usare bene la muscolatura, e se hai una muscolatura più potente come quella maschile ovviamente è più facilitato, fai meno fatica. Sembra molto angelico, molto delicato, ma è anche molto fisico come strumento. Ascoltiamo allora uno dei brani presi dalla Vita Nuova e io ho scelto un titolo che dice già tutto, Beatitudine. Tra pochissimo. Rieccoci in diretta, cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, grazie mille per i complimenti che riporto alla nostra viaggiatrice, come chiamo io gli ospiti del Bosco dei Sogni. Comunque vivi e adesso sei a Bologna, giusto? Sì, ho Ok. vissuto 1 anno a Venezia, ho avuto una borsa di studio per studiare al conservatorio nel 2001, e poi successivamente appunto ho avuto un'altra borsa di studio per studiare 3 anni a Bologna, e da allora non mi sono più fermata. Anzi, ti stai ingrandendo perché da una direzione nazionale sei anche passata a una direzione artistica internazionale, parlando sempre di arpa e ti occupi, questa è una cosa che io ho molto a cuore, anche di arpa terapia. Sì, allora, dal punto di vista esatto, della musica ho avuto delle bellissime opportunità di poter suonare con colleghi, maestri meravigliosi già da tanti anni, percorrendo le strade dei festival sia in Europa, quindi abbiamo veramente suonato ovunque in tutti i paesi, poi ho suonato per 3 anni di seguito di 150 concerti in America, in Brasile, in Cina, Hong Kong, insomma anche in Africa. Sono state occasioni meravigliose, intanto di poter portare la propria musica all'estero su palchi diversi, conoscere luoghi meravigliosi, ma soprattutto quello che mi porto come tesoro più ricco sono le persone che vai a incontrare con nuove modalità di essere, di rispondere alla sollecitazione dello straniero, no? Di un artista che è lì di passaggio, e questa è una ricchezza che a volte ci dimentichiamo perché vediamo più le differenze, le opposizioni invece della complementarità, no? E quello che ho sentito tanto in tanti paesi è stato proprio questa accoglienza, questa dolcezza, questa generosità proprio lì dove manca quello che noi reputiamo fondamentale o indispensabile, no? Quindi un benessere materiale, una ricchezza, un agio dal punto di vista magari dei trasporti, della sanità, adesso se ne parla tanto, della politica, di una libertà di stampa piuttosto che appunto di comunicazione, e proprio in quei paesi lì che noi giudichiamo meno scopriamo il più, che è proprio la loro ricchezza di cuore, la loro generosità d'animo, e questo mi ha colpito davvero tantissimo. E poi appunto nominavi l'arpa terapia, quindi questo è un po' il filo rouge che unisce quello che dicevamo prima con la tradizione diciamo simbolica, spirituale dello strumento. Mi sono formata in America, a San Diego, con l'International Heart Therapy Program, di cui adesso sono responsabile per l'Italia, e abbiamo questa formazione che dura 2 anni, che va a studiare tutti gli elementi del suono dal punto di vista fisico, psicologico, acustico, l'acustica come ramo della fisica, la storia, l'improvvisazione, le diverse modalità e soprattutto tutti i luoghi dove tu puoi entrare con il tuo strumento per dare un supporto, un sollievo alle persone che stanno soffrendo potenzialmente, che hanno delle difficoltà magari a interagire con la vita semplicemente, quindi possono essere in ospedali, in carcere, nelle scuole, hospice, case di riposo. I luoghi sono veramente infiniti. Io ho avuto la possibilità di fare il tirocinio all'ospedale Bellaria di Bologna, grazie al professor Pagliaro, che ha portato la meditazione in ospedale da più di 20 anni qui a Bologna, e grazie a lui abbiamo operato in questo protocollo che si chiama Armoniosamente, dove integravo l'arpa terapia, la meditazione,
per le persone, soprattutto donne, che avevano appena avuto un'operazione per un tumore, quindi un protocollo post-operatorio essenzialmente. E abbiamo visto, e poi gli studi che sono stati fatti in seguito dimostrano quanto lo strumento, se usato con fini terapeutici, può proprio portare, oltre alla distrazione del dolore, un alleviamento della sollievo, sofferenza, dello sì. stress, una gestione appunto dello stress, maggior rilassamento, anche possibilità di trovare un momento di benessere all'interno della sofferenza, all'interno della malattia, che progressivamente si estende, no? In modo più olistico, ripristinare una formula di benessere psicofisica, non soltanto fisica ovviamente, perché la parte fisica chiaramente ci sono i medici che curano e che lavorano in modo specifico. Noi diamo un sostegno, potremmo dire, emotivo essenzialmente alla gestione della malattia. E nel tempo ho visto che ci sono state tantissime richieste sia negli ospedali, ho potuto lavorare a Roma in altre situazioni anche con altri docenti di yoga, adesso faremo anche un seminario con Tea Crudi, credo tu conosca, Sì, Tea. sui mantra e lo yoga e l'arpa terapia, che lo faremo a Assisi a fine luglio. Lì si va un pochino dare un po' di più di informazioni, di conoscenza, ma anche di pratica esperienziale su cosa può fare il suono, come può trasformare la nostra vita, quindi farci star bene se usato in un modo consapevole, semplicemente. Cosa noti che rimane di più, appunto, incontrando tanti tipi di persone, viaggiando nel mondo, incontrando anche la sofferenza? Cosa noti che rimane di più nelle persone dopo essere entrati in contatto con questo suono dell'arpa? Allora, è molto bella la tua domanda, perché ovviamente le risposte sono abbastanza diverse. Quello che tanti danno come risposta è l'idea proprio di tranquillità, di calma, di pace, e una cosa che a me piace tantissimo è la sensazione di spazio, e quindi l'idea che da uno spazio ridotto, dove magari tutte le cose sono accavallate e la problematica sembra enorme perché siamo concentrati su quello, pian pianino si estende, no? Quindi la dimensione dell'arpa con i suoni armonici permette di ingrandire ovviamente il tuo territorio interiore e esteriore e avere questa sensazione di ampiezza, no? Di apertura. Questa è una cosa molto, molto, molto bella. Infatti è la prima cosa che ti ho detto sentendoti suonare, che appunto apre, fa da ponte ad altre dimensioni, proprio in maniera diretta, esponenziale, soprattutto proprio perché è fatto con consapevolezza. Siamo a 20 secondi dalla pubblicità. Ok, pubblicità e a tra pochissimo. Oh, adesso posso dire che abbiamo sentito molto meglio rispetto alla connessione di prima, quindi ringrazio sia Mario che il nostro tecnico Thomas per aver permesso di poter utilizzare veramente in tempi brevissimi di nuovo Skype, quindi grazie, grazie di cuore ragazzi e ben ritrovata Marianne, dopo questa pausa pubblicitaria ho passato un po' di brani presi sempre dal tuo nuovo CD La Vita Nuova, ma è una meraviglia sentirti dal vivo. Grazie, ben ritrovati tutti. Come puoi immaginare c'è molta curiosità per questo strumento, perché ad esempio c'è il 346 che mi scrive: c'è un'età per iniziare a imparare a suonare l'arpa? Grazie di cuore, trasmissione bellissima. Allora, io consiglio di solito non prima della prima elementare, quindi 6 anni. Dai 6 anni in avanti va benissimo. Ci sono alcune scuole, alcune maestre che conosco che fanno anche prima, dai 3, 4, 5, 6 anni. Personalmente preferisco avere una mano già un pochino formata
e soprattutto uno sviluppo anche del linguaggio e magari anche della scrittura, come si fa appunto in prima elementare, che dà un po' di maturità in più. E quindi anche sulla manualità ho visto per esperienza che si va un pochino più veloce quando si inizia magari un po' più tardi. Si può iniziare a 10 anni, si può iniziare a 20 anni, ho tanti allievi che iniziano con l'università, si può iniziare a 40, a 60, quando arriva finalmente la pensione, quindi non c'è un'età per farsi piacere l'arpa, ecco, questo deve essere molto importante. Benissimo. C'è poi chi mi chiede, ad esempio, se è un percorso lungo o complesso. Allora, lì bisogna un po' differenziare che cosa vuoi fare, ovviamente, no? Quindi se vuoi fare un percorso accademico come quello in conservatorio, un percorso professionale, è un percorso certamente lungo e impegnativo. Lungo perché si tratta minimo di 10 anni per fare un percorso in conservatorio, quindi di formazione di base, ed è un percorso che richiede un po' tutti i giorni. All'inizio magari mezz'ora può bastare, poi progressivamente 1 ora, 2 ore, anche di più. E quindi è la costanza che premia. Se invece uno pensa di fare questo strumento come un momento per sé, un momento di tranquillità, un momento di benessere, non c'è tutto questo tipo di richiesta ovviamente, quindi la parte tecnica è molto agevolata, la parte dello studio personale è molto più semplice e si possono fare tanti brani semplici, molto belli, molto piacevoli già dalla prima lezione, perché è uno strumento che ha già le note pronte, molto simile al pianoforte in questo, no? Quindi se io pizzico una corda, subito viene un suono, senza saper come pizzicarla. E quindi le note sono anche in scala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sto suonando una dopo l'altra e sono già pronte, per cui è più facile del violino, è più facile del flauto, della chitarra, per esempio, perché le note sono già qui. Poi dopo, se vuoi fare delle cose in grandi, ovviamente devi studiare. Anche il pianoforte è così. A proposito di pubblico, di sentire, qual è un po' il tuo, da musicista, quindi da artista, data la tua enorme sensibilità, il tuo sentire su questo passaggio vibrazionale che stiamo attraversando un po' tutti? E questo forse hai toccato il nocciolo di questo momento della mia ricerca, perché è vero che siamo stati in una forma di contatto appunto a distanza con i mezzi che sono sempre migliori, sempre più efficaci, e una buona parte dell'informazione arriva, l'informazione intellettuale, ma anche forse l'informazione sottile. Poi arriva il vivo, il da vivo, no? Quindi il dal vivo ci si incontra e lì c'è tutta la parte energetica e fisica del suono che ci siamo dimenticati di avere un corpo, ecco. È proprio una sensazione enorme perché il suono mediato da mezzi è ovviamente molto compresso, no? Quindi tutta una serie di sensazioni fisiche che sono legate ai suoni armonici essenzialmente, no? Cosa rimane nell'aria e vibra non solo nel corpo dello strumento, ma nella stanza dove sono, nei corpi, nei tessuti, fa vibrare anche le persone le une con le altre, no? Quindi tutto questo tipo di lavoro lo si fa solo dal vivo, quindi un lavoro più profondo soprattutto sulla parte fisica. È molto bello la tua domanda perché credo che sia molto chiaro oggi la differenza tra l'online, che è utilissimo, comodissimo e molto pratico, ci permette, per esempio, ora tu sei a Padova, io sono a Bologna, di essere Sì. in contatto ed è meravigliosa. Allo stesso tempo è importante capire che abbiamo anche un corpo e che possiamo vivere l'esperienza con questo corpo. E questo corpo è anche proprio il luogo che ci permette di trascenderlo, quindi di non esserne schiavi, no? E credo che questi momenti, questi concerti, questi eventi adesso a cui noi andiamo, i riti sono, no? Ma anche andare a un ristorante, trovarci con degli amici in un parco, fare una sessione come fai tu di meditazione, è proprio quello che ci permette di astrarci anche da tutta una serie di distrazioni, perché l'online ci porta anche tanto alla distrazione, no? Sono attento 5 minuti, poi dopo vado avanti, scrollo, no? Vado a guardare altre cose. Invece la presenza di questo momento che è unico e irripetibile
E questo ce lo fa fare l'esperienza dal vivo. Cos'è che a tuo sentire rende questo strumento, quale l'arpa, così anche già solo a vederlo così sinuoso, ho detto all'inizio evocativo, anche eterno? Lì andiamo forse più sulla parte simbolica. L'arpa è, abbiamo detto prima, un arco e anche un triangolo. Qua tu vedi una piccola parte del triangolo. Il triangolo rappresenta in tante tradizioni l'armonia tra la parte fisica, le emozioni e la mente. Ed è la possibilità appunto di armonizzare tutto quello che riguarda la nostra sfera fisica, emozionale e mentale. Poi è anche l'unione tra la terra e il cielo, quindi l'aspetto più materiale e l'aspetto più celestiale, no? Quindi questa differenziazione. Le corde, soprattutto nella musica nel Medioevo occidentale, erano viste come dei gradini che portavano in alto, quindi come una scaletta che si può percorrere. Non a caso appunto si parla di scale musicali, perché portano da una parte da un'ottava, che noi chiamiamo livello vibrazionale, frequenze, verso un'ottava più alta del doppio, quindi un livello energetico vibrazionale più alto. E l'arpa ripercuote tante volte quest'idea di cambio vibrazionale, almeno 4, 5, 6 volte, no? Quindi sono tanti livelli del nostro essere che possono risuonare in qualche modo con le varie parti, le varie note di questo strumento. Proviamo, come ti dicevo durante le pubblicità, a fare un qualcosa a due, una piccola meditazione. Io ti seguo mentre suoni. E volentieri, Dai. benissimo, benissimo. Ok. Un po' alla volta adesso facciamo un bel respiro e immaginiamo proprio di lasciare andare le corde, i legami, tutto quello che ci pesa e ci lega. Immagino di essere in viaggio sulla mia automobile o in treno e pian pianino questo viaggio rallenta, rallenta, finché mi fermo e scendo e ritrovo il mio posto di pace. Lo visualizzo davanti a me, davanti ai miei occhi, il mio posto, la mia pace. Un passo, un altro passo, sento le spalle distendersi, sento il mio corpo rilassarsi e torno nel mio posto preferito e mi lascio riempire dalla sua bellezza. Qui ritrovo la mia pace. Qui ritrovo il qui e ora. Sento il mio respiro e mi sento di nuovo centrato. Molto bene, faccio un bel respiro e torniamo qui,
Nel qui e ora, al Bosco dei Sogni. Poi ditemi cosa avete visto di bello, qual è il vostro posto, cosa vi è apparso. Abbiamo fatto proprio una piccolissima, piccolissima meditazione, ragazzi. È che ogni tanto serve e ci vuole. Grazie, grazie Marianne per averci accompagnato con il suono dell'arpa, perché è un qualcosa di veramente unico. Grazie a te, Max. È sicuramente uno strumento che tradizionalmente aiuta a rilassarci. Allora, molti dicono uno strumento che fa dormire come se fosse una cosa negativa, ma in realtà oggi, con tutti i problemi di insonnia che abbiamo, è fantastico saper dormire o comunque sapersi rilassare. E questo anche nelle antiche leggende, i greci, i Celti narrano molto spesso quest'idea. C'è Orfeo che scende nell'inferno, no? Nella parte del Certo, nostro concio, potremmo chiamarlo così, nelle nostre parti più oscure, e sapendo che ci saranno tanti guardiani, cani, eccetera, così come Dante poi che scenderà nell'inferno, sapendo appunto che incontrerà questi personaggi, lui si porta dietro la sua arpa e l'arpa ha proprio la funzione di incantare, addomesticare le belve. Questo è un passaggio molto interessante, quindi potremmo leggerlo oggi come la possibilità di in qualche modo placare le nostre tensioni, i nostri dubbi, tutte le nostre zone d'ombra per entrare progressivamente in questi territori magari sconosciuti che a volte fanno un po' paura, no? I territori interiori. Quindi l'arpa è proprio quello che conduce, un po' il filo d'Arianna, no? Che rimane lì, non ti molla ma ti permette di addentrarti. acquietare le nostre paure, questi guardiani che magari noi usiamo anche questo termine nostre, che magari invece non sono nemmeno nostre, sono programmi che ci arrivano da chissà dove e che comunque però ci impediscono, fanno da velo, ci impediscono di vedere le nostre possibilità, il nostro potenziale, il nostro amore interiore. E fa da traghettatrice, usando termini quasi danteschi. L'arpa effettivamente apre subito, apre tantissimo, apre i canali proprio. A me personalmente, come visione, come sensazione, proprio riporta a epoche classiche, a epoche antiche, quindi colonne marmoree, cieli tersi, io mi rivedo un po' con le tuniche bianche. Poi si presta a tantissime sensazioni e questo è il bello, la musica espressa da questo strumento, dall'arpa, per me è sensoriale perché non è solo da parte di chi la suona, quindi il tatto che ci mette, ma trasmette proprio la sensorialità, stuzzica la nostra sensorialità, ma anche sottile. È davvero, come ho detto prima, complesso ma anche completo. Ci sono tantissimi livelli, come hai detto tu. Il suono è anche molto percussivo, no? In realtà ogni suono viene definito nel linguaggio musicale tecnico come l'inizio, un attacco, un transitorio d'attacco, quindi è in realtà una piccola percussione. In questo viene paragonato dagli antichi ai battiti del cuore. Quindi ogni tocco è un battito del cuore e poi si diffonde la sua vibrazione perché una volta che tu hai lasciato andare sono corde libere. Questo anche lì è un altro punto specifico del nostro strumento, è abbastanza raro negli altri strumenti musicali a corde, è paragonabile alle campane, è tutta la famiglia dei gong, quindi campane tibetane, le campane tubolari, campane che abbiamo nelle nostre chiese, no? Che hanno proprio questo rintocco molto preciso all'inizio e poi la risonanza molto lunga che si diffonde nell'ambiente e avevano proprio questa funzione di ristabilire l'armonia dei corpi elettrici intorno a noi, del prana, del livello più sottile. E io ricordo di aver visto dei video meravigliosi di Yogi Bhajan, che era un maestro di yoga negli anni 60, immigrato in America. Lui portava con sé dei gong giganti, quindi questi dischi di metallo di circa 2 metri di diametro, li suonava, potete guardarli su YouTube, questi Sì, video meravigliosi, li suonava sbattendo ma con un'energia fenomenale, allo scopo di ripristinare il livello del sistema limbico e nervoso delle persone che avevano fatto abuso di droghe
E lui con il gong, quindi senza altre terapie farmacologiche di nessun tipo, riusciva a ripristinare i loro livelli di benessere, non lo so, ma sicuramente di omeostasi, di tranquillità. Ho un carissimo amico che lavora con i minerali, nel senso che ha un negozio di minerali e quindi è circondato da tutti questi geodi e ogni volta che lo vado a trovare, già solo parlare con lui mette calma, mette equilibrio. Secondo me, penso sia una cosa che capita anche a te, nel senso che quando magari incontri delle persone senza lo strumento con te, ma tu con la tua persona, magari ti dicono, "Ah, sai che trasmetti qualcosa, trasmetti pace, incameri e poi comunque lo trasmetti." Lì è proprio il mestiere che sicuramente plasma la persona. È più, penso, una dinamica, una vivace, però sicuramente c'è tutta una parte che mi ha calmato anche a me, in realtà, no? E quindi di conseguenza forse può calmare anche le persone intorno a me. Allora, una domanda semplice, semplice, poi ci diamo i contatti. Cosa ti piace dell'Italia? Tutto, è una terra meravigliosa, è una terra con una sensibilità molto alta, molto variegata, come paesaggi, mari, differenziazioni di tante località. È una terra che ha accolto sempre persone di grande cuore. Credo che proprio gli italiani abbiano questa grande apertura, del cuore che dà una grande sensibilità artistica alla bellezza e alla creatività e che dà proprio quest'idea di accoglienza, no? E quindi c'è una spiritualità qui storicamente che è molto legata alla mistica, comunque all'apertura anche lì del cuore, no? Quindi una connessione molto immediata. Io da francese lo vedevo molto a livello intellettuale, perché noi siamo un po' più a nord, un po' più freddini e quindi la risonanza viene un po' più in alto, no? O magari in Africa sentiamo per esempio i ritmi che sono più bassi, più legati all'energia della terra, no? Invece proprio qui sento molto questa parte qui. E fare l'artista in Italia c'è sicuramente una parte complessa perché molto viene fatto con l'energia dell'ultimo minuto. Sì. E per noi nordici siamo abituati a programmare 5 anni prima, ci sembra impossibile programmare una stagione un mese prima, invece sì, e funziona pure, e quindi è fantastico. Quindi l'energia dell'emozione è qualcosa di molto bello e credo che gli italiani abbiano questa grande capacità a riprogrammarsi, a essere creativi e credo che questo momento che stiamo vedendo, proprio gli italiani possono dare anche lì una nuova voce, riscrivere un nuovo capitolo della storia. Reinventarsi, l'abilità tutta italiana della creatività, del saper far arte della vita, fare arte nella vita, l'arte di reinventarsi. Senti, diamo i tuoi contatti dove ti si può seguire per vedere tutti i vari eventi che hai in scaletta. Sì, e direi che la cosa più semplice è sul mio sito, che è www.marianne, con la E finale, Gubri, Genova, Udine, Bologna, Roma, Imola.com, quindi mariannegubri.com. Ci lasciamo con un tuo messaggio, il tuo sentire sull'adesso, qualcosa per i nostri ascoltatori, un tuo messaggio. Il mio messaggio sarebbe, se posso, io cito una persona che mi ha trasformato, con cui sono stata a contatto da tanti anni, è uno scrittore, un formatore, ha scritto tantissimi libri, fa tanti seminari, corsi di meditazione anche, e si chiama Patrizio Paoletti e lui ci insegna proprio ad ascoltare la nostra voce interiore. E credo che in questo momento sia molto molto importante sentire cosa noi desideriamo davvero per noi e per il nostro mondo, la nostra famiglia, quello che c'è intorno a noi, ma anche il mondo in generale. E quindi, come dicevi tu, al di là dei condizionamenti, di quello che ci è stato detto, di quello che abbiamo raccolto, così, con la nostra storia, c'è un punto dentro di noi che noi veramente possiamo ascoltare, che è molto forte se lo ascoltiamo,
Ci sono anche tante pratiche appunto che aiutano a quello, come dicevi tu prima, la meditazione, il rilassamento, anche andare a fare una passeggiata nella natura, no? Semplicemente distaccarsi un po' dalle continue sollecitazioni della vita, del mondo nel quale siamo e stare un po' con noi per un po'. E io suggerisco allora di usare come mezzo, come viatico, come traghetto i brani della nostra Marianne per eludere tutti questi guardiani, queste ombre che si approssimano al cancello del nostro ingresso verso l'interiore e andare giù 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 verso il nostro cuore, in fondo al cuore, e vedere che messaggio abbiamo da dare a noi stessi. Grazie, sai Marianne, grazie di cuore per essere stata qui con noi al Bosco dei Sogni. Tornerò anche con te, sai, tornerò a cercarti, a trovarti, a proporti di essere ancora qui con noi, perché è veramente un immenso piacere parlare con te e ascoltare il suono della tua musica. Grazie di cuore, grazie a tutti. Grazie Marianne, buona estate e a presto. Voi rimanete in linea, ci sentiamo tra pochissimo con il nuovo ospite. A tra poco.